Possiamo tagliarlo, servirlo a fette. È un dolce al cucchiaio molto morbido, setoso, ma soprattutto fresco. Iniziamo dal cocomero. Dobbiamo eliminare la buccia e tagliare la polpa a pezzetti. Per estrarne il succo possiamo utilizzare l'estrattore oppure un semplice passaverdure. Avevo un succo già abbastanza pulito, poi per scrupolo comunque lo andremo a filtrare fino ad ottenerne 1 litro perfettamente pulito. Adesso prendiamo una pentola sufficientemente capiente, mettiamo all'interno l'amido e una piccola quantità di succo. Mescoliamo molto bene con un cucchiaio o una frusta per sciogliere tutti i grumi. Ottenuta una cremina perfettamente liscia, possiamo aggiungere intanto lo zucchero e poi anche il succo restante. Adesso portiamo la pentola sul fuoco e a fiamma moderata aspettiamo che arrivi il bollore. Non appena compariranno le prime grandi bolle, mescoliamo ancora per 1 minuto e poi possiamo spegnere. Adesso lontani dal fuoco mescoliamo ancora un po' per lasciarlo intiepidire, così da poter aggiungere all'interno le gocce di cioccolato e infine versiamo il gelo all'interno di uno stampo precedentemente sciacquato sotto acqua. Deve intiepidirsi o raffreddarsi a temperatura ambiente per tutto il tempo che richiede, poi dovrà essere spostato in frigorifero dove dovrà riposare per un minimo di 8 ore. Quando è il momento di servirlo a tavola possiamo ulteriormente decorarlo con gocce di cioccolato e poi con pistacchi tritati. Il gelo di anguria è pronto, possiamo tagliarlo, servirlo a fette. Ovviamente è un dolce da gustare sempre ben freddo.